un'indagine complessa? Non è stata un'indagine particolarmente complessa, perché ci siamo avvalsi delle videocamere che erano installate presso il nosocomio, ci siamo avvalsi della collaborazione piena e totale di questo medico che senza eroismi ha fatto soltanto il suo dovere. E anzi, da questo punto di vista ne approfitto per dire che qualche giornale, che ovviamente segue le cose con molto interesse, ha anche equivocato e ha detto in uno degli articoli comparsi poco dopo questo episodio che quel medico era andato in fuga. Era in fuga perché si spaventava. C'è stato un equivoco. Conosco quel giornalista e so che fa bene il suo lavoro, ma c'è stato un equivoco. Quel medico ha solo voluto segnalare uno stato di grave disagio in cui tutta la sua categoria professionale vive in tutti gli ospedali di Catania. Il disagio è una cosa, la fuga è un'altra cosa. Questo medico non è mai fuggito, ha fatto il suo dovere fino in fondo e a lui va il plauso del mio ufficio.